Mi è arrivata una bolletta dell'acqua, una cosa esorbitante. Anche a me è successo, 900 esorbitante, anche a me qualcosa del genere. L'ho dovuta pagare ovviamente, ma io quando eravamo a darci scusi, non è che mi chiamo Rametta. No, vabbè, ma insomma. Rametta nel senso che ci rugno l'acqua ai mulini, esatto. da pagare 1.800.000 lire. Io ho avuto un sospetto perché ogni volta che rientravo a casa sentivo sempre non giro cucchiù. Era una perdita, era quello il tubo che perdeva e non voleva giocare più, hai capito? Era la battuta. Ma Carrire, cannarozzone, Carrire. La telecamera è bellissima. Ma Carrire, che questa è la battuta più vecchia del mondo, non gioco più, chi era il tubo che perdeva, non lo capisci? Ma Caruso, quanti anni c'hai? 25 ne faciste, pessa, lave pessa, perché non girava il mignagno, che usciva assolto. Poi ciao raga, ma se alla Catalla non si fa più su RSC, dove si farà? Io già usato, ciao, salvo showroom. Ecco, anche questa è una cosa che chiaramente la gente ha. Ovvio, adesso c'è il Toto Radio, no? Ci sono quelli che mi rissi. Io c'è un amico che già mi rissi, che Castiglia già fece la foto 2 anni fa. Sì, esatto. Ecco, sì. Altre volte d'estate quando non si fece una settimana, già erano accordate. Esatto, era tutto stabilito. No, non è così. Messaggio promozionale. Io ci ho provato per 3 anni, ma non sono riuscito a far cambiare la Corolla a Fabio Formosa. E allora facciamo una cosa. Alla fine di questa stagione, insomma, sarà veramente ormai ho dato il tutto. Vieni Laura, vieni qua, accomodati. Laura detta dagli amici Bricoman ormai, perché è una specie di supereroe che risolve le cose con Matteo e Inghiolo, lei risolve le cose, per cui la chiamano Bricoman. Calza la cuffia. Anche se è una bellissima donna e purtroppo si sposa, porca miseria, con chi? Come si chiama? Sempre Manuel. Oh, senti Laura, come ti senti da single insomma, da schietta ancora per qualche giorno? È strano. Cambierà qualcosa poi? Sto perdendo qualcosa. Come stai perdendo qualcosa? Ma magari stai anche guadagnando un rapporto, la complicità, la convivenza, la condivisione. Pensa quanti con ci sono, capito? Convivenza, condivisione, è bello. Complicità KM, va bene. Dopo 13 anni sono più che convinta. Quando? Cioè, avete dicendo che si zita con mano e le spatte tu sta maradando? Che cosa ci vuole coraggio, È andata via così, la prima ora di Alla Catalla, mezzogiorno e 4 minuti. Alessio dice: siete brevissimi, sto andando dal barbiere e c'è troppo cavolo. Buona giornata, perché non dove avere che capace un mazzo di capire che ci fanno calorie andare a testa, capito? Può darsi. A proposito di parrucchiere, c'è Ottavio che dice: ciao Peppe e Fabio, io sono ancora al lavoro, ne approfitto per augurarvi una buonissima e divertentissima estate, siete fantastici, grazie Ottavio. Per intanto sono venuto a trovarci anche un bel po' di amici, ci sono 2 amici padre e figlio di Tagliaborse. Che bello. Tagliaborse è una frazione, credo, di Giarre, è una frazione, è un comune di Mascali. Una frazione all'interno del comune di Giarre. Hai capito? Ciao Stefano, buongiorno. Ciao. Quanti anni compi? 34. Quando? Ho una mucciata il 34. Complimenti! 34 anni? Meglio Ma cosa di me. da pazza? Gustavo Buzza che pare scegli chilo di Scooby-Doo, vero o no? Bravo. Fantastico. Invece la nostra amica Roberta, quanti anni fai? Quanti anni hai tu? 26, capito? Senti, dai, un colpo di dichiarazione, di auguri qua al fidanzato. Vai, musica, prego, il microfono è tuo. Tanti auguri, amore. Da quanto tempo state insieme? Da quanto? Quasi 7 anni. Quando? 7 anni? Perché sto non ci viene da fare l'auguri, capito? Ci sta pesando ormai. È qui perché vuole salutare la sua fidanzata che ci ascolta da dove? Da Fermignano. Fermignano. Fermignano, femme tutte. Come si chiama la tua zita? Anisa. Come? Anisa. Senti, mi stai pigliando un po'. Cioè, Fermignano non esiste, Anisa non ho capito. No, è vero, perché lui ha mandato un sacco di messaggi e questo Anisa l'abbiamo già anche letto, per cui la salutiamo e lei ci sta guardando anche su TV Catania. Hai da dichiarare il tuo amore per lei? Sì, ti dico, mando un mondo di baci e ti amo. Vai. Un ti amo che pinnisciri ci pare che ci stavano lavando i tonsilli. Senti, da quanto tempo stai insieme ad Anisa? Da 7 mesi. 7 mesi e 7 anni, Carusi, ti rendi conto? Tonietta, tu manco 7 on, sei consumato.
In the summer, girl and boy lose control, will enjoy playing sex, hard and strong, up and down, all night long. Messaggio promozionale. Vabbè, finché inviti gli amici e ti manca una seggia, capito? Non è che succede niente, l'amico si accomoda, no? alla vicina di casa. Oppure sai, la classica, che ne so, la classica lanna del colore che ti arrestavo per le pareti della cucina. Mi so contrario, oppure la cascia di pomodoro messa in verticale. Se non è una persona corpulenta. La cascia dell'acqua Pozzillo, quella è perfetta, capito? Ci mette un cuscino, l'amico si accomoda se è un amico. Certo, ma metti caso che hai invitato tua suocera, Metti caso che tua moglie ti dice: amore, questa sera a cena viene la mamma, che fa? Apparecchio in terrazzo? La mamma, giustamente, per fare da fare ancora più mala compassa, si porta a sto sorghi da schetta che restavo signorina. Buonasera! Si porta magari la vicina di casa picchiò con i gatti a semolito. Buonasera! Le amiche d'Olido. Buonasera! In pratica ci vogliono 14 sedie. No! Ho lì 14 casce. Un tavolo, l'ombrellone. No, non ce la fai. Ma che compassa ci fai quando a tua socia? Che poi arriva e dice: ma come? Neanche una sedia? Quando campava mio marito? Perché le suocere dicono sempre così. I seggi in questa casa fitevano. Anche se il marito è vivo. Magari che è vivo. Quando c'era mio marito in sensi. Che se è vivo vuol dire che non è più in sensi. Capito? Voglio fare gli auguri alla mia fidanzata Cristina che fa l'onomastico oggi e oggi è Santa Cristina. E volevo salutare mio fratello che ci segue da Messina. Ma tuo fratello è il gemello? Gemello. Quindi sì. ne avevamo uno qua e uno da. Sì, che è uno dei nomi più belli del mondo. Ovvero? Giuseppe. Faccia un applauso a sto caroso, ti prego, faccia un applauso. E continuano ad arrivare tanti amici dalle parti del centro Sicilia, molti ovviamente hanno già popolato la Piazza dei Sapori, tutti i ristoranti bene o male hanno già il pienone e devo dire che insomma di questo siamo molto contenti perché è bello vedere tanto movimento intorno anche alla box di Alla Catalla. Senti, siccome tra 4 secondi devo starnutire, che fa? Chiudiamo qui? Chiudiamo qui, e allora domani alla Catalla, ciao Bafio! Ciao Tonietta! Alla Catalla